Сега чедо, ти знаеш дека во Италија се прави многу маслина улја, најдобро. И ке ти носи на место да има многу дрви за маслино улја, за сливе и да се права природно маслино улје. Ама мислам дека е рано се уште за... Не е рано, тоа е време кога почна да се бере. И кога почна да се прави маслино улје. Најдобро маслино улје природно, био. Не еколошко. Да, Ајде. L'olivo è amato dai poeti e dai pittori. È presente nelle cerimonie religiose dall'inizio alla fine della nostra vita. Nutre la nostra mente e il nostro corpo. La raccolta lenta e faticosa accompagna i nostri pensieri e lascia spazio al dialogo. La spremitura è una festa e quel liquido verde dorato che esce dal frantoio da solo ripaga dalla fatica. Siamo venuti oggi a visitare l'azienda agricola biologica Il Frantoio di Vico Pisano, che si trova nel cuore della campagna toscana. Situata nei Monti Pisani, l'azienda gode di un microclima impareggiabile per la coltivazione delle sue piante, circa 3.000 di olivo della varietà Frantoio, curate personalmente durante tutto l'anno, che producono l'olio extravergine di oliva Vico Pisano IGP Toscano Bio. Signorina, che qualità di olive avete voi? Queste sono le olive della varietà Frantoio. In Italia ci sono centinaia di differenti varietà di piante. No, perché io conoscevo la leccina, la moraiola, la grossaia. Questa è la varietà Frantoio. Varietà Frantoio. Un'unica varietà. Qui siamo monocultivar, significa che abbiamo un'unica varietà di piante di olivo, appunto della varietà Frantoio, che rende benissimo a livello qualitativo di olio extravergine d'oliva. Allora, queste olive sono in parte un po' rossicce, in parte ancora verdi. Esatto. Voi le cogliete così un po' rossicce e un po' verdi per avere una certa qualità, una certa acidità, un certo sapore, oppure è il caso che oggi cominciano a cogliere le olive? Allora, questo processo qui, quando l'oliva è verde e comincia a diventare leggermente nera, si chiama invaiatura. E l'invaiatura è il modo della natura per spiegarci che l'oliva è pronta, esattamente al momento esatto per raccoglierla e portarla immediatamente in frantoio per fare l'olio extravergine di oliva. Certamente questo significa che è anche il momento migliore per avere la qualità più eccezionale di olio extravergine d'oliva estratto da questo tipo di olive. La coltura delle olive è di tipo biologico. La raccolta è particolarmente curata affinché le olive, raccolte a mano a giusta maturazione, vengano frante entro 24 ore nel frantoio di proprietà situato al piano terra dell'edificio principale della fattoria. Qui vengono a frangere tutti i piccoli proprietari della zona che arrivano con le loro olive e poi portano a casa l'olio per tutto l'anno. Ma queste piante quanti anni hanno? Queste piante che vedete voi, che sono quindi nel piano, hanno circa 30-40 anni, mentre abbiamo anche delle piante nel monte che sono più avanti con l'età, arrivano anche ad essere olivi secolari. Infatti noi abbiamo circa 2500 piante di olivo della stessa varietà e queste sono più giovani perché in Toscana nel 1985, se non sbaglio, ci fu una grandissima gelata che distrusse tutte le piante e quindi sono state ripiantate circa... Cioè l'olivo è una pianta che non gli piace il freddo. No, l'olivo necessita... Non va a sciare, rimane sempre nei posti piuttosto caldi. Fino a 3-4 gradi sotto zero non c'è problema. Se va oltre la pianta muore. Infatti c'è nei paesi mediterranei dove c'è un clima perfetto per... Qui soprattutto c'è un microclima perfetto. Perché una pianta di olivo che non ha problemi può vivere anche 200-300 anni. Certamente.
Infatti la pianta, basta che la pianta sia tenuta con molta cura. E non gli danno mai la pensione. No. Lavora per 300 anni e non gli danno mai la pensione. Esatto. Sono proprio sfortunati. Basta averne molta cura, soprattutto nella raccolta delle olive, quindi non scuotere l'albero come fanno in molti altri posti, che è una cattivissima abitudine. La raccolta si fa, noi qui soprattutto, completamente a mano o con l'utilizzo di dei bastoni con delle forchette pneumatiche che scuotono solo le estremità della pianta, ma non scuotono mai la struttura centrale, quindi il fusto della pianta. Il sistema di frangitura è antico e allo stesso tempo moderno. Il frantoio di Vico Pisano è comunque di tipo tradizionale, rigidamente e completamente a freddo, con 2 impianti che funzionano in parallelo al piano terra dell'edificio principale dell'azienda agricola denominata appunto il frantoio di Vico Pisano. Il frantoio nasce con 2 grosse macine, 2 grosse ruote di pietra che girando macinano le olive, le pestano fino a fare la poltiglia dalla quale si estrae l'olio. Sì, Questo era il sistema originale. Però ora le nuove macchine... No, ma aspetti, perché non è che la poltiglia veniva fatta, la poltiglia veniva immessa in questi che sono piccoli, ok? Questi venivano messi sotto questa pressa, manualmente o con l'aiuto di un animale, c'era questa si girava intorno e ci aiutava a far scendere la pressa con questo basto che c'era qui e manualmente poi c'era una frizione qui dietro, si ritornava indietro, si ritornava, fino a quando scendeva, l'olio colava dentro questa canaletta, veniva raccolto in un odre molto grande e poi ovviamente il peso specifico dell'acqua e dell'olio sono diversi, l'olio è più leggero dell'acqua, quindi l'olio veniva a galla, veniva colto perché questa era questa è la padella per cogliere l'olio con il quale si e veniva passato un altro odre che era con una boccata più piccola che serviva per essere ricoperto e per il mantenimento, erano odre e odre. Questo era il sistema tradizionale che è andato avanti per centinaia di anni. Sì, dopo la fine del secolo scorso, cioè le macine, ecco un'altra cosa importante, le macine venivano mosse dall'acqua del fiume. Le olive, rigorosamente raccolte a mano, sono subito immesse nella modernissima linea di frangitura a freddo, 26 gradi, dove si svolgono tutti i passaggi: pesatura, defoliazione, lavaggio, frangitura, gramolatura, estrazione con il decanter. Qui si effettuano i controlli severi e continui del livello di acidità, dei perossidi e dei polifenoli di ogni lotto, misure indispensabili per rilevare ogni possibile difetto nel prodotto finito. L'olio extravergine di oliva è poi filtrato e stoccato in conche di acciaio inox in ambiente protetto e tenuto a temperatura costante inferiore a 18 gradi fino all'imbottigliamento appena prima della commercializzazione. Essendo un'azienda agricola biologica, non usano nessun tipo di pesticidi e per tutelare gli oliveti e le olive dalla mosca olearia si usano delle ecotrap contenenti sostanze che danno un cattivo odore in modo da tenere lontani gli insetti. Si
signorina Valentina, camminando tra gli oliveti ho notato che diverse piante hanno attaccato questi sacchetti celestini. Mi spiega che cosa sono? Sono dei sacchetti che si chiamano ecotrap e che contengono delle sostanze che tengono lontani i parassiti come la mosca olearia, che l'anno scorso ha fatto dei gravi danni al raccolto. Non sono particolarmente potenti, quindi diciamo che quest'anno abbiamo avuto delle ottime olive grazie soprattutto al perfetto clima che c'è stato, ma essendo un'azienda agricola biologica noi non possiamo dare alcun tipo di fitofarmaco o pesticida alla pianta e quindi l'unica possibilità che avevamo per tutelarci rispetto a questo parassita, nel caso in cui il tempo non fosse stato dei migliori, erano queste trappole ecologiche contro i parassiti. Quindi riepilogando si tratta, quando la stagione è buona il Dio ci aiuta, esatto. E quindi si fa un olio di quantità e di qualità. Quando la stagione è cattiva, queste trappole forse riescono a tenere, possono a dare salvarci una mano. un po' di raccolto, sì, dall'oliva olearia, che sarebbe quella che immette le uova del suo le sue uova dentro l'oliva, sì, e poi da lì nascono i vermi e mangiano l'oliva, che fanno marcire l'oliva e quindi non si raccoglie nessun tipo di olio. Come l'anno scorso avete raccolto zero. Sì, soprattutto non a causa della mosca qui, ma soprattutto a causa del clima, perché l'anno scorso abbiamo avuto un inverno non particolarmente freddo, ma molto molto umido e piovoso, tanto che in questa zona ci sono stati dei grossi disastri e anche a livello geologico per le strade. E abbiamo avuto un'estate non troppo calda e che quindi non ha permesso, visto che le olive necessitano di molta luce e di molta aria, non ha permesso la fuoriuscita di olive di altissima qualità, alle quali noi invece siamo abituati da sempre. Cioè il clima l'anno scorso non è stato il normale clima toscano, esatto, è stato qualcosa tipo Irlanda del Nord. Esatto, è stato un unicum. E questo le piante non l'hanno gradito, perché ovviamente le piante nostre sono in questa zona per il clima che c'è in questa zona, per la terra che c'è in questa zona, per il modo anche come noi le lavoriamo, come voi le lavorate. Esatto, e la stessa cosa per la vigna. Allora, adesso qui proviamo l'olio che vi ho fatto vedere che produciamo all'interno, facciamo la prova ufficiale. Allora, vi ho detto prima una cosa, che l'acidità non si può sentire, e non si può sentire. Mentre c'è un'altra cosa che invece la gente dice, colore dell'olio. Ecco, questo è un bell'olio, c'è un bel colore verde dorato, eccetera. Ma non vuol dire nulla, il colore dell'olio non significa qualità. Certo, questo è così naturale, ma io lo posso far diventare così anche attraverso procedimenti chimici. Quindi questo è naturale così, però non è significativo il colore dell'olio. E per questo motivo che gli assaggi ufficiali, in quelli dei concorsi eccetera, si fanno con un bicchierino come questo, dove non si vede assolutamente il colore. Vedete, se metto dentro questo, non vedete più il colore, non si vede più. Okay. Perché non è fondamentale per la qualità dell'olio il colore stesso. Però adesso per comodità, perché siccome questi sono di vetro e si usano soltanto negli assaggi ufficiali, vi dico come si fa l'assaggio dell'olio. Prendete, questo potete fare anche voi, prendete questo bicchierino nella mano sinistra, come faccio io, lo scaldate, l'olio, lo scaldate leggermente, perché questo, lo riscaldamento provoca, con l'altra mano la tenete tappata sopra, chiuso, così come faccio io adesso, perché questo riscalda, porta l'olio a temperatura vicina alla temperatura del nostro corpo. Questo sviluppo di calore comporta che gli aromi dell'olio vengano in superficie, per questo vanno tappati con quest'altra mano. La prima cosa da fare quando si assaggia un olio è sentire al naso come va. Allora, si stappa questa, si porta al naso e si sente. La prima cosa che non si deve sentire sono difetti,
cioè il rancido viene fuori se è un olio rancido. Poi si apprezzano invece le cose, qui c'è erba verde, c'è mandorla, c'è un pochino di carciofo, cioè sono odori comunque molto naturali, molto, no? Allora, questo è il primo. Se l'olio non passa il naso, lasciatelo lì perché non è buono. Non è buono. Molte volte non sa di niente, non è buono nemmeno quello, però non fa niente, non Sì, fa a male. volte- Cioè, a quello volte che è meglio che cattivo quelli che al non sappia di supermercato- niente. No, al supermercato, ma lì te lo fanno perché lo viene comunque levati, tutti i difetti vengono tolti chimicamente, quindi non ha vero, importanza. ci si sente Beh, il carciofo. L'olio, sì, Sì, sì. Ma adesso lo sentirete ancora di più. Allora, adesso fatta questa prima prova col naso, se passa l'esame del naso, allora si porta un goccino appena appena, così, sulla bocca. Va aspirato attraverso i denti e va fatto depositare sul palato. La prima sensazione che avete è quella di amaro. Nonostante sia un olio già di un anno, questo qui, e di un'annata schifosa, comunque l'anno scorso, comunque questo è un buon olio. Era un buon olio, era un olio che aveva 3,8 di perossidi, aveva più di 400 di polifenoli e 0,2,5 di acidità, quindi era per quello in bottiglia, se no non si metteva. Comunque questo, ecco, il piccante viene fuori adesso. Dopo 10-20 secondi esce fuori il piccante, quindi l'olio più è amaro, e più è piccante e più è buono e più fa bene anche. E più fa bene alla E salute. più fa bene alla salute. Perché i polifenoli fanno bene alla salute. Per questo fanno bene alla salute e fanno bene. A parte è più buono, pertanto se gli dai un po' di pane, per quello che avanza dal bicchierino si mette sul pane e si mangia. Si fa la E si fa la bruschetta. bruschetta, sì. Io uso. No, venite anche voi perché sennò cosa fanno? Loro fanno venire a vedere. Sì, però ho bisogno di un piatto. Tieni. Sì, sì, sì. Tira via questi che sono tuoi. Piglialo te il tuo, mettilo qui sopra e poi lo mangi. Ok? Certo, lo sapevo. Vedi? Il problema sempre che succede vuol dire che ha mangiato l'olio. Čedo, vidi, to je prirodno italijanska Toskana. Tukaj je Vicopisano, staro grad Vicopisano e tukaj ima planina e se pravi, ti si videlo kako se pravi Ekološko maslinovo. maslino ulje. Da. Maslino ulje che se koristi i za salate, ma se koristi za kuvanje, ma se koristi i za sve. Ajde Čedo, nije bešemo da se pravi maslino ulja Da. biološko, vidimo drvi, vidimo sve, vidimo kako mašine da se pravi maslino ulja i svega imamo kao nas ovo Biološko ulje. biološko ulje, Maslino ulje. kao zlato, porca mattina, daj. Toscano Vicopisanello, olio extravergine di oliva biologico. Dobro. Pravimo testenini, aglio, olio e peperoncino. Može. Može? Ajde, da vrije voda, da kuvamo testenina, da kuvamo... Voda da se može stavljati testenini. Evo. Otprilike 10 minuti. 10 minuti, Ne, poslije komplicirano ili resno? imamo lepi peperoncini,
Ovi peperoncini u Makedoniji imamo malih vaka. Se navađa da сега ги има, порано не. Ajde, počina da sprema. Aglio, olio e peperoncino. Aglio je luk. Да. Olio Маслино. è maslinovo. Piperco, peperoncino e piperco. Piperco liuto. Piperco. Ide bravo, vaka se prava. Ovo je jadenjeto za koji saka nešto jako, ma nešto prirodno, mnogo dobro. Zašto ima mirise ovo tanjiro, ima dosta miris. Zašto ima mirise od luk, od maslinovo, eno dosta. Ti garantira, eno dosta. Ajde što jedno da stavim. Ja jadam po jutru. Ti che vide može da se stava i posle da se vadi. Ima dva significati ljuto. Može da bude ljuto kao arrabbiato, kao incazzato, ili ljuto kao kisalo, pikante. Da. Ajde Čedo, che se vadi testenini od сега stavimo ulja mora malce, dosta. Stavi, evo ti, vidi. I сега šta radi kuvar da znam koga je vreme da stavamo testenini? Miris. Mirisat na lukot. Treba da ima dobro nos. Ima mnogo testenini, che jadimo mnogo deneska. Evo ti gotovo, vidi kako je lezna rabota. Evo ti Čedo, evo ti tanjir. Dobro. Ova je dosta, jedna porcija. Drugi che bide druga porcija. I сега nož da tartufo sprema. Dobra situacija. Da seče ubavo. Staviš, mora da ima. Dobro, ubavo. Evo ti. Aglio, olio e peperoncino è gotovo. Сега mi se jade. Pravimo testenini su ovo dobro maslino ulje, ma ušte da se prima vkuse od ovo ulja, može da se kuva riba. Сега che provaremo da se kuva riba na folja. Unutrena folja che dava na riba vjerovatno mnogo dobro vkus od našo maslino ulje i posle imamo dobri ribi, sveži, che se jade mnogo dobro. Se pravi na foglia, se pravi eno po eno. Allora, ne zaboravaj che ti treba da staviš
treba da staviš mali domati, kromit, luk i perču. I malce belo vino. Kromite belo, taka treba. Evo, ovaka se pravi, ok. Pazi, ovo nože seče. Mali domati, perču. Evo ti perču. Perču i madonos, izvini, madonos. Ne mnogo taka, pola. Daj, staviš je na drugom mjestu. Pola. Bravo. Bravo. Ovako. Rozmarin malce. Sol i biber mora da otvori, da staviš sol na stomač. Che ti otvori, ja? Ajde. Dobro. Dobro. Сега ovo treba da ide unutra. Maslinovo. Dosta. I сега belo vino. Ok. Сега se zatvori, treba da bude mnogo ubavo zatvoreno, zašto ne treba pareja da bega. Ja mislim da je bolje. Da stavamo ušte jedno folija. Ne, treba da bude ubavo zatvoreno, zašto pareja ne treba da bega. Сега трябва да ги дадем I сега ništa, stavamo u furna 20 minuti i posle gotovo. Ajde čedo, gotovi su, kuvani su. Vadiš